Picciotti di Sicilia a tutto tondo tagliati chi c'è qua. Siamo a Raffadali, amore, e questo è il panino special di Raffadali che trovate solo qua a questa sagra che abbiamo portato noi questa sera. E come si chiama questa sagra? Voce e mancia, qua c'è di tutto e di più, siciliano, solo ed esclusivamente alcune cose di Raffadali, ma anche cose internazionali, amore. Amore, ti vedo particolarmente felice, quindi 1, 2, 3, amoni. Amore Picciotta che già trovavi cose esclusive, amore. Cosa vedo? Amore, a qua con Simone ti portiamo in Spagna, guarda chi c'è qua, mia. paella. Ciao Allora, Simone. Simone, come è fatta questa paella? Oggi vi presento questa paella di pesce che è fatta con gamberone, gamberetti, cozze, branzino, calamari, straccetti di manzo e verdure miste. Allora, mentre io l'assaggio, Simone, tu dici, usate vuote. Noi siamo a Casa Banqueting a Raffadali, vieni a trovarci per farvi assaggiare le nostre belle partenze. E io l'assaggio ora, che sono Ma si vede, amore, il pesce è fresco. Complimenti, bravissimi. Questo è il pullet pork, però tale come c'è di venta. Vai Domenico, vai, tale. Solo se rompa, amore, è buonissimo. Dove siamo? A Raffadali sempre. No, amore, loro chi sono? Ciao ragazzi. Vai, come ci vogliono, come i pazzi scatenate. Ciao. Io mangio. E questa è una delle cose internazionali che ci sono qui. Sto vedendo, Con sì. Gaetano. Ciao Gaetano, Allora, ciao. come si chiama Gaetano? Si chiama Fleischkäse, è una specialità tedesca. Tedesco, pare diciamo un mix tra un Würstel È e una carne montata. una carne montata. Allora facciamo vedere quando è pronta. La vedi la salsa? La vedo, La sì. salsa la fanno loro, vero? Sì. Ma ne completa sciupanino che accacciamo un bello mozzaconetto. Non è che mi brucio. No, no. Non mi brucio. Allora, prova. Vai amore, vai. E diventa così tedesco per noi. Buonissimo in tedesco. Come si dice buonissimo in tedesco? Wunderschön. Guarda qua queste panelle, amore, non sono bruciate. Non sono bruciate. Fabio ci fa assaggiare queste panelle che sono fatte al nero di seppia. Mai viste, mai viste. Fantastico, non buonissimo, amore. Leggo macco di fave. Sì, amore, Perché? perché qua fanno il macco di fave. Allora, ciao E ragazzi. abbiamo scoperto una cosa, noi conosciamo il Raffadali per il pistacchio, ma E prima invece? ancora del pistacchio è macco di fave qua a Raffadali. Allora, qua si fa con la pasta stasera. La pasta ma si può fare con le cotenne e c'è un ingrediente segreto che è il finocchietto, che dice? Non è segreto. Non è segreto, l'abbiamo L'ingrediente detto. non è segreto. Ma poi è particolarissimo. Vediamo assaggio. Grazie. Buonissimo. Non si mangia solamente in questa bellissima Ma festa. si mangia. Con tantissima musica, guarda quante persone che si divertono. Guarda qua gli amici di Gama cosa ci stanno preparando, un coppo bello, pronto. Grazie, Occhio grazie perché ragazzi. è cavolo, è uscito appena dalla friggitrice. Occhio amore. Ora l'assaggiamo. Occhio. Cannolo con crema pistacchiosa che fanno loro, questa è la pasticceria di Stefano. Siamo qua alle Cuspidi. Sì. È una pasticceria gelateria storica di Raffadali e il loro Tutto il gusto particolare qual è? Il pecorino. Luccio pecorino, gelato al pecorino, assaggio. Vai, Siamo arrivati nello stand del caffè del corso di Raffadali perché Bravo. qua c'è una cosa speciale. Una granita che non è granita perché è granulosa. Forza, Granulosa. fammi una che l'assaggiamo, lì c'è una specialità, amore. Allora chi c'è qua? Prima che finisce, allora, vedi perché è granulosa, perché Ah, bravo! buonissimo, amore, buonissimo. Adesso siamo da Marlò, per ragazzi di Marlò. E siamo in America. Siamo in America, guarda qua cosa ci fanno assaggiare. Allora, spiegaci un pochettino che cos'è. Allora, questo è un corn dog, Sì. è un Würstel di suino e viene panato in pastella alla paprika con i cornflakes. È fritto. È fritto. E poi come si conclude? Vediamo, finiamo. Faccio vedere se conclude. Guarda amore, avvicinati. Lo concludiamo con Vai, mette quante ne piace. Proprio all'americana stasera, ma all'americana. E poi? barbecue. E barbecue, pronti? Io ora che devo fare? Togli la carta, amore, così vediamo tutti. Oh, apri 2 ore con un nemico, 2 ore.
Non ti brucia. Quello che è rimasto. Visitato da loro. Perché è già 10 minuti che mangia, ecco. E invece cazzo è roba cotta. Roba cotta. E che cos'è? La trippa, la cosa particolare. Segreti di Raffadali. Abbiamo scovato un'altra cosa tipica di Raffadali. C'è la tradizione, amore. La tradizione qual è? Siamo con i ragazzi innanzitutto di Bakery Generazione Mugnaia Ciao! e ci faranno assaggiare ampuliata. Sì, che è quale? E questa che ora ti dico com'è, è il cubirune che non è il cubirune nostro, questo è il ripieno. Ok. Allora, innanzitutto il cubirune che è questo di qua, io lo apro e tu mi dici com'è il ripieno. Allora, cosa c'è dentro? Verdura, Sì. paprika, tagliati, patate e cipolle. E l'assaggio. Buonissimo, invece questa è ampullata. Con salsiccia e olive. La salsiccia olive che sa. Vai amore. Guarda amore, guarda, è piena di olive. È finito tutto. Abbiamo finito, Bravissimi. Questo è lo staff di Cose e Mangia di Raffadali, quindi vi